La banda del buco è tornata. Armati di mazza e piccone hanno cercato di sfondare una parete per introdursi nella tabaccheria di via Altinia, in centro a Bonisiolo di Mogliano. Poco prima delle 2 della scorsa notte i ladri sono entrati nel giardino della casa attigua al negozio e da qui, forzando la tapparella e spaccando il vetro, sono entrati in casa. Sono riusciti a tirarla su e hanno rotto il vetro dietro la tapparella, come si vede ci sono dei cocci per terra, e sono entrati da questa finestra all'interno per il tentativo di effrazione in tabaccheria, sfondando un muro sostanzialmente. La casa attualmente è disabitata, è in ristrutturazione, quindi è facile, diciamo. Il muro aveva un cartongesso, aveva dei mattoncini, ma insomma sono riusciti facilmente a cercare di sfondarlo. L'obiettivo dunque era quello di sfondare il muro di confine e di introdursi nella tabaccheria, proprio come è successo lo scorso 2 agosto, quando, verosimilmente la stessa banda, con la medesima tecnica, era riuscita ad entrare nel negozio. È il secondo tentativo di effrazione, il primo peraltro con esito positivo, perché sono riusciti a sfondare il muro, entrare in tabaccheria e rubare, presumibilmente dicevano, tutte le sigarette sostanzialmente presenti in tabaccheria. Nelle more è stato ricostruito il muro con dei mattoni e con una parete in cartongesso, che hanno provato per l'ennesima volta a risfondare, evidentemente sapendo bene, probabilmente erano gli stessi soggetti, pensando di trovarsi ancora il buco, e non ci sono riusciti grazie all'intervento dei carabinieri allertati da vicini della zona, sono scappati prima. A sventare il tentativo di furto è stato infatti l'arrivo dei carabinieri, chiamati da un vicino di casa svegliato dai rumori. All'arrivo dei militari i ladri sono scappati attraverso il campo attiguo all'abitazione, abbandonando sul posto piccone e mazza, poi sequestrati dai militari che ora conducono le indagini.